Triplo allarme bomba a Treviso, evacuati per sicurezza il tribunale, le due sedi dell'Istituto Giorgi e il municipio. A che ora è scattato l'allarme? Circa. Verso le 10:30, grosso modo. A far scattare il piano di emergenza un'unica telefonata anonima giunta ai carabinieri di Castelfranco, a cui veniva detto che le 3 bombe erano state piazzate nelle citate strutture, con il personale e gli studenti immediatamente fatti uscire dalle rispettive sedi. In comune, in particolare, fatti evacuare sia i dipendenti di Cassugana che quelli di Palazzo Rinaldi. Il carabiniere è venuto a avvisarci, quindi... E quindi bisogna stare qui fuori? Sì, e non si sa fin quando. Da che ora siete qui? 10:30 circa, 10:45. Come siete stati avvisati che è arrivato a questo allarme bomba? A noi hanno avvisato internamente e basta, attraverso i nostri colleghi. Dal tribunale alla scuola fino al municipio, tutti fuori, tutti con il fiato sospeso tra paura, timori e curiosità. Bloccato e chiuso al traffico il centro città, con transennate tutte le vie d'accesso da e verso il municipio, dove non sono mancati attimi di grande tensione a causa dei soliti indisciplinati che volevano oltrepassare i divieti. Abbia pazienza, non è stato messo per fare più bella Treviso. Con i carabinieri, agenti della questura, della polizia locale, gli artificieri di Padova, con le unità cinofili della scientifica specializzate nella ricerca di esplosivi, quindi i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Emergenza è rientrata dopo le 14:15. Per il Palazzo di Giustizia si tratta del 5° allarme bomba nell'arco di poco tempo, quasi uno al mese.